Un via vai continuo di turisti, tanti sono stranieri con valigie e trolley che dalla stazione raggiungono gli alberghi e da lì poi il centro storico di Venezia. Pochi metri nei ben noti giardini, un crocicchio di stranieri, bottiglie, lattina di birra in mano e piccoli bivacchi. Quasi tutto come prima in via Piave, pieno centro di Mestre, porta d'ingresso alla città. Noi restiamo lì una mezz'oretta ma non si vedono controlli, così ci raccontano anche i residenti. Secondo me no, qualcuno passa ma non è che frequento tutti i giorni, però si vede insomma. Terra di nessuno. Brava, terra di nessuno. Sempre come prima. Sì, sempre come prima, bisogna stare attenti, bisogna stare qua, bisogna stare... perciò non c'è tanto troppa miglioria, no. Una situazione peggiorata dall'arrivo del commissario Zappalorto un mese fa con la polizia municipale, colpa dei tagli, che quasi non si vede più in quest'area. Uno straniero che in via Piave ci vive ci racconta che rispetto a un anno fa si sta meglio e che i controlli sono stati fondamentali. Magari un po' di meno, sinceramente, perché come hanno visto che la gente le frequentava un po' meno che quando hanno fatto i controlli l'anno scorso. E dopo si è migliorato il controllo e successivamente si è visto che veramente si è fatta qualcosa, per cui i controlli si sono fatti un po' di meno. All'insediamento a Cafarsetti del commissario, i comitati cittadini avevano chiesto subito un incontro per presentargli la situazione nel dettaglio. L'appuntamento non è stato ancora fissato. I cittadini di via Piave aspettano.